Coach, come analizzi la sconfitta di oggi contro Padova? Allora, a parte l'aspetto tecnico più evidente, ma come succede spesso, la partita si gioca spesso su battuta e ricezione, no? Loro hanno tenuto bene la nostra flotte, dove non siamo riusciti praticamente mai a metterli in difficoltà, sono stati bravi e anche sulla spina hanno tenuto bene. Noi abbiamo fatto un po' più fatica di loro lì, ma fondamentalmente di solito non mi piace parlare in questi termini, però devo dire che ci è mancato quello spunto alla fine, quella voglia, quella determinazione, non voglia perché ce l'abbiamo, di chiudere i 2 set, il secondo e il terzo set, che erano secondo me alla nostra portata. Luca, nell'intervista che abbiamo fatto prima di parlare con te ci ha detto che è stata una settimana complicata, abbiamo pagato qualche difficoltà. Sì, è stata una settimana complicata, però so che anche Padova è tornata da Cisterna praticamente il giorno dopo, ha dovuto riposare, si è allenata poco, insomma sì, possiamo vederla lì, ma non è sufficiente. Noi oggi avremmo dovuto vincere, invece abbiamo perso 3-0. È un po', diciamo, la copia di quel 3-0 a Grottazzolina? Sì, direi di sì. Devo dire che oggi ci mancava Rocca e quindi qualcosina lì sicuramente abbiamo pagato, però direi alla fine il risultato è lo stesso. Ovvio che adesso si va avanti, bisogna capire come, bisogna aspettare la partita tra Milano e Cisterna. Che rimpianto hai rispetto a questo girone? Il rimpianto è la partita a Grotta. Lì è un rimpianto grosso perché avremmo dovuto vincere con una squadra che non aveva un particolare interesse a vincere la partita, se non far bella figura, e lì il primo set siamo stati devastanti e poi ci siamo fermati, ci siamo seduti, abbiamo aspettato e abbiamo buttato via 3 punti molto importanti.